Proseguiamo la nostra serata dedicata all'elezione del Capo dello Stato. Ricordiamo lunedì 24 senatori, deputati, anche ovviamente i nostri veronesi saranno a Roma per la prima giornata di voto, e tra questi anche il senatore Paolo Tosato, senatore della Lega, al quale do il benvenuto. Benvenuto onorevole. Grazie a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Stasera abbiamo già sentito suoi colleghi di altri partiti, ne sentiremo altri. Lei in questo contesto rappresenta proprio la Lega, partito di centrodestra che ovviamente ha 212 grandi elettori, un bel numero, non sufficienti chiaramente per un'elezione diretta del quorum, ma sarebbe strano il contrario. Volevo chiederle che giorni sono stati questi ultimi di grande movimento, di grandi incontri con gli altri partiti per cercare di trovare una quadra, anche se il centrodestra, comunque Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, hanno già individuato uno dei potenziali candidati, che è Silvio Berlusconi. Ma sicuramente è un'occasione importante, per certi versi anche emotivamente intensa, soprattutto perché la Lega è la prima volta che ha numeri così elevati da poter essere protagonista in questa elezione. In passato i numeri della Lega tra deputati, senatori, rappresentanti delle regioni erano ben inferiori. È ovvio che serve un'intesa che deve andare al di là dei grandi elettori del centrodestra, però sicuramente è una partita aperta. Siamo stati abituati nelle ultime elezioni del Presidente della Repubblica che il centro-sinistra aveva numeri sufficienti per determinare la scelta del Presidente. Dall'ultimo, Mattarella, che a mio avviso si è comportato correttamente e ha ben rappresentato il ruolo di super partes e di garante della Costituzione, a casi precedenti, da Scalfaro a Napolitano, casi in cui sono stati eletti uomini di parte che a mio avviso hanno anche esercitato un ruolo politico al di là delle prerogative costituzionali che erano assegnate a questo ruolo. Quindi noi cosa auspichiamo? È ovvio, si trovi un'intesa, possibilmente questa volta su una figura che rappresenti la cultura del centrodestra e non della sinistra, come è accaduto negli ultimi 20-30 anni. Ecco, come dicevamo, Silvio Berlusconi, che comunque ha dato la sua disponibilità, potrebbe essere uno chiaramente dei candidati. Come ha accolto anche personalmente, insomma, questa sua apertura ennesima, nonostante l'età e nonostante anche ovviamente sia fuori, diciamo, dalla politica diretta già da un po' di tempo? Ma io credo che sia una legittima ambizione di Berlusconi, che sappiamo vuole essere sempre protagonista della scena politica, nonostante tutto il lungo percorso che lo ha visto protagonista negli ultimi 30 anni. Credo anche onestamente che non sia un candidato che possa raggiungere il risultato. Credo anche che la Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, di fronte alla sua legittima aspettativa, abbiano dato un parere positivo per segno di rispetto nei confronti di una figura che nel bene o nel male è stata protagonista della politica italiana degli ultimi 30 anni. Credo che il rappresentante di centrodestra, però, che possa ottenere voti al di là del nostro schieramento, debba avere altre caratteristiche, non essere una figura così identificabile come leader politico. Spesso e volentieri siamo stati abituati a figure come Presidenti della Repubblica non di primo livello, persone che hanno avuto un percorso politico non di contrapposizione da leader, da Presidenti del Consiglio, ma in ruoli che hanno svolto egregiamente in una lunga carriera politica, ma al di sopra delle parti. Ecco, non credo che Berlusconi onestamente abbia queste caratteristiche.
Tanti sono gli scenari possibili proprio perché non c'è una maggioranza evidente, insomma tutti i partiti sono al di sotto di quello che potrebbe essere un eventuale apparentamento e raggiungimento del quorum anche con le forze più vicine. Si parla comunque di uno scenario possibile e plausibile di un Draghi che lascia il Palazzo Chigi per andare al Quirinale. Cosa auspicherebbe la Lega di fronte a questo scenario? Elezioni subito? Governo tecnico di transizione? Ma Draghi è una personalità politica di grande rilievo che comunque ha saputo dare la possibilità all'Italia di ottenere risultati importanti in questo anno di governo, soprattutto a livello europeo. Spostamenti di bilancio piuttosto che manovre finanziarie come l'ultima, che ha anche permesso l'abbassamento della pressione fiscale utilizzando appunto l'indebitamento del nostro paese, che mai sarebbe stato autorizzato a un altro Presidente del Consiglio da parte dell'Europa, rappresenta una garanzia che l'Italia è ben rappresentata ed è in un certo senso rispettata a livello europeo. Quindi io credo che lui debba continuare questo ruolo. Lui si trova ancora nel pieno di una tempesta, è il capitano sulla nave che deve portarci fuori dalla pandemia e quindi noi tutti credo riteniamo che debba terminare il suo incarico. Non credo che una figura, per quanto autorevole, del suo governo, si fa il nome del ministro dell'economia Franco, abbia le caratteristiche per poter, e l'autorevolezza soprattutto, per poter garantire l'insieme di queste forze politiche così diverse che sostengono l'attuale governo. Draghi è l'unico punto di convergenza in questo governo. Assolutamente, anche perché la Lega lo ha ricordato molto bene negli ultimi tempi con i vari esponenti, tra i quali lei. Chiaramente il paese si trova in un momento di estrema difficoltà, non solo dal punto di vista sanitario ma dal punto di vista economico. Primo tra tutti il caro bollette, ultimo in ordine cronologico. Insomma, un momento di svolta molto delicato per l'Italia questo. Assolutamente sì, come tutti abbiamo visto non siamo fuori dall'emergenza sanitaria. Questo virus ci ha abituato a continue brutte sorprese, si evolve e non riusciamo ancora a sradicarlo dalla vita quotidiana dei nostri cittadini. Siamo ormai provati da infinite limitazioni della nostra libertà e limitazioni anche nel lavoro, a livello scolastico, a livello di attività economiche. E a questo si aggiunge, come ben ha detto, quella che è l'emergenza attuale più grave, che rischia di diventare drammatica. Il caro bolletta rischia non solo di gravare nelle tasche dei cittadini con un aumento dell'inflazione e quindi del costo della vita importante, ma rischia di mettere fuori gioco molte aziende, non solo in campo commerciale ma anche artigianale, industriale, anche la grande industria e anche l'agricoltura. Quindi questa è la vera emergenza del momento e mi auguro che Draghi e il governo riesca a gestirla nel migliore dei modi, altrimenti un'economia sofferente, la nostra, rischia veramente di saltare. Non solo Draghi ma anche l'Europa a questo punto, che la Lega con il leader Salvini ha messo in discussione molto spesso, e speriamo che si risolvano i problemi innanzitutto tra l'Europa e la Russia, Putin, perché chiaramente abbiamo visto quando il leader russo decide di chiudere i rubinetti, per noi in questo momento ci sono grossi problemi. Sì, l'Europa è stretta tra questa lotta economica planetaria tra Cina, Russia e Stati Uniti e rischia di fare il vaso di coccio, dovendo aderire, diciamo, a una posizione filo americana come è nelle cose, però non deve cadere nel tranello di diventare antagonista rispetto a un paese, la Russia, che è il principale fornitore energetico di tanti paesi europei, tra cui principalmente l'Italia. Quindi noi dobbiamo mediare tra queste superpotenze e non certamente contrapporci o fare una politica schiacciata
sulle posizioni più oltranziste degli Stati Uniti. Non è nel nostro interesse e non è una politica che dobbiamo assolutamente portare avanti. Senatore, grazie per questo intervento, le facciamo come abbiamo fatto agli altri suoi colleghi un grande in bocca al lupo per la votazione che si apre lunedì, potrebbe proseguire chiaramente anche nelle giornate successive, anzi probabilmente sarà così, e magari ci risentiremo quando il nuovo capo dello Stato sarà eletto e avremo un nome certo. Grazie intanto per essere stato con noi. Grazie a voi dell'ospitalità, a risentirci. Ringraziamo Paolo Tosato, ora spazio di nuovo alla musica, ci rivediamo tra poco con un nuovo ospite.